Presidente, Andrea Stella è un esempio per tutti noi. Sì, è un esempio, ma soprattutto non è semplicemente un esempio che si limita al carattere sociale e ovviamente con l'opera che fa bisogna solamente dirgli grazie perché ha messo a disposizione la sua esperienza e anche le sue risorse per il bene collettivo. Però penso che sia anche un'opportunità economica da cogliere per le nostre realtà, sia pubbliche che private, perché città, strutture, penso non so, ristoranti, pubblici esercizi, hotel accessibili, vuol dire hotel che hanno più clientela, hotel che hanno maggiore opportunità di crescita e quindi penso che la sostenibilità sull'accessibilità, guardando al futuro, sia la nuova frontiera. Chi oggi investe in quella direzione, bastano piccoli accorcimenti, non serve un maggiore investimento, serve solo progettare bene le cose, vuol dire che sarà competitivo sul mercato e quindi secondo me il messaggio che ne esce oggi è che l'accessibilità vuol dire economia e se lavoriamo in quella direzione sono convinto che faremo un grande favore al nostro territorio anche dal punto di vista dello sviluppo. Andrea Stella, lo spirito di Stella ha generato un'altra grande iniziativa. Sì, quest'anno siamo a Lignano Sabbiadoro dal 25 di maggio, rimaniamo qui fino a metà luglio per poi tornarvi a settembre. Siamo ospitati da Marina Puntafaro, abbiamo un programma molto intenso, 40 giornate, 40 uscite gratuite per ragazzi con problemi di disabilità. È rivolto a privati, è rivolto ad associazioni, basta scriverci sul sito Lo Spirito di Stella, l'attività è gratuita grazie alle aziende e ai partner che ci sostengono. E cosa si può fare? Si può navigare insieme su un catamarano che non ha barriere architettoniche, su un catamarano che da tanti anni vuole lanciare un messaggio: se puoi progettare una barca per tutti, devi progettare una città per tutti. E quest'anno anche scopriremo non solo il mare, ma anche la laguna di Lignano, perché con questi mezzi Claxon Click daremo l'opportunità a tanti ragazzi di fare una gita prima per la laguna di Lignano, poi per la Pineta, ritornando lungomare, arrivando al faro e poi tornare qui al punto di partenza, la barca. La barca, questo catamarano che da tanti anni porta questo messaggio e porta questi progetti avanti.